Graziano, ragazzi, inizia la nostra stagione di pesca. Dopo la stagione di caccia, vai anche per la stagione di pesca. Ragazzi, all'inizio sarà un po' noioso perché devo andare su di livello, penso io, da quello che ho capito del gioco, per poter prendere nuove esche, nuove canne e per andare anche con lo spinning, che sinceramente mi esalta un po' di più dalla bolognese con il galleggiante, con tutta onestà. Vai. E che bisogna salire di livello, siamo ancora a livello 2, siamo scherzi. Dai vecchio, su. Abbiamo bisogno di pesciotti, abbiamo bisogno di pesciotti. Dai che sta beccando, dai che sta mangiando. Dai che va a fare bene con la bolognese, raga. E ancora non ci sia... Ah, fanculizzati. Devo ancora prendere un po' la mano, fioi. Comunque se ci sono anche delle licenze come The Hunter, diciamo che è simile a The Hunter, è simile. Eh, Però chiaramente c'è la pesca, io sono più appassionato chiaramente di pesca. Eccolo qua. Eccolo qua, il pumping skate, sta merda qua, ok. Rilasciamolo. Adesso bisogna pescare un po' così, fino ad arrivare al livello... almeno a livello 3 o 4 penso, per avere altre canne. Poi è bello perché questo gioco ragazzi è interamente online, e se piace lo posso fare in live questo gioco. Ve lo sparo in live, anche The Hunter voglio fare in live, eh. No, ma non ho fatto niente, vaffanculo, porco. Fuck off. Io sono proprio... Diciamo che io vado sempre a spinning, diciamo una pesca così al galleggiante, non è una pesca che amo. Ho fatto anche parecchie gare di pesca con bei risultati, anche sempre a lago, però trotti in montagna. C'è un cazzo. Qua prendono bluegill, largemouth bass, vedi, però vanno a spinning, sicuro. Vanno a spinning sti figli della mignotta. Ed è molto più bello, tiri più lontano, cioè, è tutta un'altra roba. Dai, dai, mangia. Fa su cazzo. Canna così proprio. Dai, dai, porco. Sparo 2,4 kg trofi. Largemouth bass, maledetti, sti qua prendono già i super pesci, vaffanculo. Eccolo qua. Pumpkin. Rilasciamolo. È proprio bello sto gioco, eh. Io ve li consiglio questi simulatori qua, pesca, caccia, cioè... Sono veramente belli. Dai che mangia già, dai che mangia già. Dai stronzo. Dai stronzone, dai. Niente, ancora non ci siamo. Niente, non mangia più. Poi le esche finiscono anche, eh. Niente da fare. Dai, paparino, vieni da paparino. Dai, che stavolta ce lo becchiamo. Eccolo qua. Mamma mia, che scorreggette che sto prendendo, però, mamma mia. Sto prendendo cose proprio curiose.
Ma no, ma non ho fatto... Madonna, quando sbaglio a tirare mi girano i coglioni. Ok. Voglio anch'io prendere i bus. Vai, Beppe. Portaci a casa la bestia. Portacela a casa. Quando capisco bene le dinamiche di sto gioco, ragazzi, mi prenderò una licenza come The Hunter. È sicuro. Niente. Abbiamo un amo del 6. Con galleggiante ho visto che è un po' più semplice prendere rispetto allo spinning, guardando un po' dei video anche sul tubo. Però comunque, fiori, cioè... Dai, cacchius. Devo salire di livello, cacchio. Niente. Il porco non va. Inventario. Cambiamo esca. Andiamo col formaggio. Vai. Dopo facciamo un'altra cattura, poi stacco la registrazione, vedo di andare un po' avanti, vediamo se riusciamo ad arrivare al livello 3. Sarebbe già importante. E con sti pesci qua arrivo, cioè, vado avanti di livello ogni 60 anni, penso. Ah, ecco qua che sta già mangiando, bravo. Dai. E mangia. Ok. Niente, scorreggette però prendo. Ok, cosa succede? Oh. Raga, siamo ancora molto lontani. Cazzo! No, come ho fatto a fare questo tiro qua? No, sono un pelo. Cioè, per la prima volta a caso l'ho tirata più lunga. E non so come. Grande Kuma. Mi gasa questo Kuma. Questo Kuma mi gasa. Come cazzo ho fatto? Infatti mi sembra impossibile cioè, ritirare solo da vicino. Poi siamo ancora lontani dal livello 3, raga, ed è tardissimo. Eccolo qua. Uh, combatte il porco. Ok. Vedi, siamo ancora lontani, fiori. Vai. Ok. Non so, o è perché ho mangiato l'abilità, o ho sentito qualcosa, fiori. Bene, il Kuma che ancora non capisce queste cose, mi piace. Però intanto adesso possiamo tirare più forte, già questo è importante. Forse aumentando l'abilità, forse, insomma, viene da dire sta cosa. Facciamo qualche altra pescata, poi devo andare a nanna, fiori, perché sennò veramente il Come va a lavorare rincoglionito. Dai, dai porco, eccolo qua. Mazza. Spero tirava però il porco, eh. La facciamo l'ultima. No, ho sbagliato, ma vaffanculo. Ancurizzato. Aspetta, proviamo a fare un tiro bello grosso. Proviamo. Dai. Voglio prendere il bestione. Che purtroppo non è impossibile perché è proprio impensabile. Quanta gente che gioca adesso? Bene, bene, più gente gioca, più lo sviluppo questo gioco, godo. Finalmente un gioco di pesca serio. Devo ringraziare Torquato che me l'ha consigliato. Dai.
Voglio l'ultima preda di oggi. Dai, paparino, dai. Vai, eccolo qua, sta mangiando, dai. Sta mangiucchiando, non mangia più il porco. Dai. Dai, figlia della mignotta. Eccolo, dai. Vai toccata. Ok. Scorreggetta. Ok, insomma, in realtà è meglio di altri. Bluegill. Ok, realize. Realize. Buono, dai, stiamo piano piano andando avanti, ma è durissimo, che duro sto gioco, mamma mia. Vabbè, raga, un saluto dal Comendone veneziano, è cominciata la carriera comendiana anche su Fishing Planet dopo The Hunter, e raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao! PS, date fiducia a questi giochi perché alla lunga sono divertenti, se faccio una live su questi ce la godiamo. Ciao!